Settimana decisiva in Consiglio dei Ministri per le riaperture dal prossimo 26 aprile. Pronto il decreto che dovrà indicare le direttive da seguire. Ad una settimana alla data stabilita, la linea del governo sembra determinata, nonostante le resistenze tra rigoristi e aperturisti. Sono 11 le regioni e le province di Trento e Bolzano che puntano alla zona gialla per ripartire. Il governo conferma la volontà annunciata dal premier Draghi e stoppa le pressioni degli aperturisti per aumentare alle 23 il coprifuoco e prevedere l'apertura di bar e ristoranti al chiuso, e quella delle regioni che chiedono al governo di rivedere il rientro a scuola per tutti gli studenti, se non dopo un'approfondita analisi sui trasporti pubblici. Passaggio fondamentale sarà l'incontro con il Comitato Tecnico Scientifico sulla questione del pass per gli spostamenti tra le regioni e soprattutto l'utilizzo del certificato per accedere ad alcuni eventi come spettacoli dal vivo o andare al cinema. Ad oggi nessuna conferma arriva da Palazzo Chigi per gli spostamenti, mentre si va nella direzione del certificato vaccinale, quello di avvenuta guarigione o l'esito del tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Sulla stessa linea viaggia il Green Pass, il certificato di vaccinazione europeo che potrebbe essere operativo tra giugno e luglio attraverso un'applicazione. L'ipotesi più fondata è l'utilizzo di un'app con un codice QR con le informazioni da esibire a richiesta, tipo l'app Io, già utilizzata dallo Stato per il cashback. È realizzata seguendo i canoni europei, identità digitale e privacy, e dunque pronta per essere utilizzata. Sul tavolo degli esperti e del Comitato Tecnico Scientifico ci saranno anche le linee guida delle regioni per le riaperture delle attività produttive, con tutti gli interrogativi del caso che continuano giorno dopo giorno a suscitare reazioni, proteste, blocchi stradali e tensioni sociali.